Ben ritrovati al nostro consueto appuntamento dedicato ai temi della salute. Quest'oggi parleremo di malattie delle articolazioni e dunque le nuove frontiere di cura per le malattie degenerative dei tessuti ossei e della cartilagine che mettono in campo l'utilizzo delle cellule staminali adulte autologhe. L'Istituto EUNI è uno dei pochi centri autorizzati proprio ad effettuare questo tipo di procedimento che richiede non soltanto attrezzature ma una specifica cultura medica. Ne parliamo quest'oggi in compagnia dei miei ospiti che vi presento subito. In studio con me il dottor Alberto Alexandre, direttore sanitario dell'Istituto EUNI. Buongiorno dottore, Alice, grazie di esserci tornato a trovare. Insieme al dottor Diego Raimondo, specialista in ortopedia. Ben trovato dottore. Buongiorno. Allora dottore, inizio proprio da lei perché il tema di oggi, abbiamo detto, sono le malattie delle articolazioni. Che cosa intendiamo, quali sono? Ci può fare un po' una panoramica? Allora, in termini molto ampi si parla di malattie delle articolazioni quando coinvolgono problemi della cartilagine, quindi si pensa all'artrosi dell'anca piuttosto che all'artrosi del ginocchio, o in altre articolazioni come la spalla sono patologie che coinvolgono anche i tendini, quindi i campi di applicazione vertono sulle patologie cartilaginee e tendinee. Io da ortopedico mi occupo prevalentemente della cura dell'apparato osteoarticolare, quindi mi occupo di tutte le patologie degenerative, infiammatorie o post-traumatiche di anca, spalla, ginocchio e delle altre piccole articolazioni del nostro corpo. Quindi un campo insomma alquanto ampio, sì, no? Molto ampio, ricco di soddisfazioni, perché comunque vedere i pazienti che migliorano, che stanno meglio dopo i trattamenti è un modo per incentivare la ricerca e rimanere sempre concentrati sulle novità, sulle innovazioni. Certo, e proprio di questo parliamo quest'oggi, insomma, delle nuove frontiere di cura per le malattie delle articolazioni. Prima di andare nel dettaglio facciamo un po' un passo indietro, dottore, no? Perché quando si parla di cellule staminali c'è sempre un piano etico che dobbiamo mettere in campo, certo, no? Certo. Ci aiuta anche qui a fare chiarezza. Sì, allora prima di tutto la ringrazio per avere così sottolineato il fatto che sono trattamenti che si svolgono in ambienti specificamente autorizzati, ambienti per fortuna, dico io, rigidamente controllati dal USL di riferimento e che non solo svolge controlli sulla qualità ovviamente delle attrezzature ambientali, ma anche ci aiuta a gestire il feedback, il controllo sulle persone della risultanza, quindi raccogliere le casistiche, analizzare i report che riceviamo. E appunto riguardo al tema di questa applicazione di queste famose cellule staminali, tengo sempre a fare chiarezza sui diversi tipi di cellule staminali con cui diciamo si ha a che fare normalmente, per ribadire quello che universalmente è accettato come criterio di quali sono le cellule a cui possiamo far ricorso e quali no. Naturalmente parleremo poi di cellule a cui si fa ricorso nell'ambiente della persona adulta. Certo. Di partenza voglio dire quindi che le cellule staminali, concetto di totipotenti, tutti abbiamo in mente che una cellula staminale è una cellula da cui si può sviluppare diverso tipo di tessuto. Quindi le cellule totipotenti dell'embrione sono quelle cellule che appunto totipotenti possono svilupparsi in tutti i sensi, quindi dare origine ad un organismo completo, quindi un organismo completo come individuo, e fino a un certo punto, adesso vedremo appunto sulla diapositiva che ho portato, il fatto che fino a un certo punto di sviluppo le cellule possono dare origine ad un individuo oppure a due individui o anche più gemelli cosiddetti, cioè individui che sono a livello di cromosomi, a livello di DNA perfettamente uguali. Ecco, vediamo insomma come lo abbiamo riassunto con questa diapositiva. In questa diapositiva il fatto appunto che dove si trovano queste cellule totipotenti? Si trovano nell'embrione, si trovano nel feto e ancora si trovano nel cordone ombelicale e si trovano nell'amnios, nel liquido amniotico. Allora in particolare viene in mente dal cordone ombelicale
umbilicale, per esempio all'ospedale di Treviso abbiamo un'importante banca di cordone umbilicale, cioè di materiali individuali immagazzinati di riserva per le possibili esigenze nel corso della vita delle persone che ne facciano richiesta oppure che abbiano delle patologie tali da mettere le mani avanti. Altro tema sono invece le ultime che ho scritto lì, cioè le cellule staminali adulte. Qui il tema sarà completamente diverso. Nella seguente diapositiva abbiamo appunto riassunto per immediatezza di comprensione: quando c'è l'unione di due gameti si forma una cellula il cui patrimonio cromosomiale è dato sia dagli elementi provenienti da una persona che dall'altra, e quindi cominciano a formarsi cellule a patrimonio cromosomiale appunto misto, diciamo dalla metà e metà di una persona e dell'altra. Queste cellule nelle mitosi, cioè nella loro divisione e moltiplicazione iniziale, svilupperà cellule a patrimonio cromosomiale perfettamente identico. Andando avanti ancora vedremo come queste cellule staminali appunto totipotenti, appunto all'inizio 12 ore per impiantarsi sul placenta, praticamente nell'utero, quindi sviluppare poi progressivamente la loro moltiplicazione. In 3 giorni siamo già ad 8 cellule perfettamente identiche tra di loro, e quindi fino a qui possiamo generare degli gemelli, delle persone completamente identiche. Poi andando avanti invece avremo che si passa ad un numero di cellule maggiori, si individualizza lo sviluppo, per cui da lì in poi le cellule non saranno più totipotenti ma saranno cosiddette pluripotenti, cioè saranno delle cellule che possono dare origine agli organi all'interno di un organismo vivente, ma non più appunto ad un organismo completo. Per quanto riguarda le staminali embrionali. Appunto, sì, possiamo andare avanti ancora nella diapositiva, dove si vede che appunto fino a 14 giorni lo sviluppo è appunto con l'impianto nell'utero, e andando avanti poi si arriva ad arrivare alla differenziazione all'interno di questo, quindi cellule embrionali che sono appunto pluripotenti, non più totipotenti. A questo punto dobbiamo chiudere il discorso, dove è ovvio che umanamente, diciamo su un piano morale, non sarà certamente pensabile di mettere mano a queste cellule, perché praticamente equivale ad una soppressione di un organismo che sta cominciando a vivere, ma nell'organismo umano avremo invece le cellule staminali adulte, che sono quelle che sono normalmente presenti per i processi riparativi di qualunque essere vivente nel nostro sangue circolante, e in particolare nel midollo cosiddetto emopoietico, cioè nel midollo delle ossa lunghe, dove viene fabbricato continuamente il nuovo tessuto circolante nel sangue. Le cellule appunto mesenchimali si chiamano queste. Certo. No, la ringrazio perché in questo modo è insomma chiaro, perché quando parliamo di cellule staminali abbiamo un problema etico, certo, e abbiamo bisogno di definizioni che siano chiare sia sul punto di vista medico, ma insomma anche nel piano generale etico, insomma abbiamo capito perché. Mi permetta di dire allora un'ulteriore precisazione: quelle che noi utilizziamo sono, nell'ambito di un processo riparativo di cui poi vedremo un riassunto, sono appunto queste mesenchimali adulte, servono a riparare, ristrutturare questo ambiente che si chiama appunto neuroectoderma, cioè strutture ossee, muscolari e cartilagine fino alle strutture nervose, ma per il momento parliamo di queste. Non entriamo nell'applicazione appunto di staminali per riparare, metti non so, un fegato, altre applicazioni che si fanno al giorno d'oggi per fortuna in medicina, ma che richiedono passaggi diversi da quelli per i quali noi siamo autorizzati e organizzati a fare.
articolare. Quindi il nostro è un tema assolutamente inquadrato nell'osteo articolare tendineo. Certo, io ricordo ai nostri telespettatori da casa che siamo in diretta, quindi per qualsiasi curiosità, insomma, e domanda vogliate rivolgere al dottor Alexandra e al dottor Raimondo, insomma, siamo a disposizione. Il numero lo state vedendo ed è lo 0422 16 28332. Quindi, dottore, tornando ancora una volta a fare un passo indietro, quelle che possiamo utilizzare sono le staminali adulte autologhe, no? Autologhe, naturalmente, vuol dire della stessa persona. Ci sono delle banche di cellule dove viene fatto, per esempio all'Università di Bologna, viene fatto l'immagazzinamento di cellule staminali omologhe, cioè di esseri umani, che vengono raccolte tipicizzandole come si fa con il gruppo sanguigno per i campioni di sangue, per cui c'è la disponibilità, per esempio, di utilizzare le cellule di una persona per un'altra seguendo quelli che sono i parametri di qualunque appunto centro trasfusionale che dà i paletti di dire quali sono compatibili di persona in persona. Certamente questo si chiama trattamento omologo. Invece l'autologo è della stessa persona. Chiaramente l'omologo è meno potente dell'autologo, dove la persona viene trattata con le sue stesse cellule, i suoi stessi fattori di crescita e di recupero. Viene chiamata terapia rigenerativa, è corretto? Certo. Quali sono un po' i meccanismi? Ci racconta del funzionamento proprio della terapia rigenerativa? Ci sono delle altre immagini che possiamo far vedere, per questo io esemplifico l'assetto delle cose nell'ambito della patologia di colonna vertebrale. Lascerò poi appunto al collega Raimondo tutti quelli che sono gli aspetti appunto della gestione nell'ambito delle altre articolazioni, che è estremamente interessante. Certo. Quindi partiamo appunto dalle cellule staminali adulte, di cui mostriamo subito da dove c'è l'origine nel corpo umano, appunto nelle ossa lunghe, queste cosiddette appunto staminali mesenchimali nello stroma dell'interno di un osso lungo, dove viene fabbricato appunto il sangue circolante e questi elementi. Quindi nella prossima presento come siamo diciamo normalmente organizzati. Il prelievo di sangue viene fatto con un'apparecchiatura dove si può, volendo, restituire i globuli rossi alla persona, perché non sono le cellule che servono a questo trattamento. Quindi in circuito chiuso si prelevano le cellule, globuli bianchi, appunto le mesenchimali, si prelevano le piastrine, il siero, e si restituiscono i globuli rossi. Presento poi subito la metodica che possa essere appunto l'iniezione che noi facciamo per andare direttamente ad un disco patologico, e quindi l'iniezione è, come tutte le tecniche che facciamo intradiscali, sottoscopia radiologica per andare a iniettare direttamente all'interno di un disco atrofizzato, ammalato, degenerato. Con questa attrezzatura. Appunto sottoscopia si vede appunto direttamente il passaggio. In una successiva immagine si vede appunto come l'elemento discale atrofizzato provochi l'infiammazione e la degenerazione delle due contrapposte vertebrali, e quindi in un'altra immagine appunto si vede l'iniezione intradiscale, e quindi nella prossima appunto li si vede bene. In questo caso, dove abbiamo riassunto che cosa succede nell'arco di un anno di trattamento, partiamo da sinistra, dove il disco dell'ultimo passaggio lombosacrale è un disco atrofizzato con le ossa in reazione irritativa ai due estremi di quel livello, no? Lì appunto quella specie di nuvola bianca che sta sulla vertebra L5 e sull'osso sacro, quindi appunto dove la freccetta, è indicativo dello scontro meccanico di queste ossa, perché l'ammortizzatore interposto non funziona. Nell'arco di un anno di alcuni trattamenti che sono stati fatti collocando questo gel leucopiastrinico, arriviamo appunto all'ultima immagine sulla destra, che mostra come dopo un anno
ci interessa non tanto avere un po' rinforzato, riparato il disco, quanto di aver potuto superare il conflitto meccanico tra le due vertebre, che ovviamente era fonte di mal di schiena, era fonte di limitazione di movimenti per la persona. In questo caso era un collega, questo un medico di Milano che abbiamo trattato, che era un appassionato di surf e ha potuto ritornare a essere un surfista avendo superato e a portare avanti insomma la propria passione. Di schiena. Speriamo che abbia potuto sviluppare bene anche la sua professione. Ecco. Quindi, dottor Raimondo, in sostanza vengono portate in sede, nella sede insomma interessata dalla lesione, quelle che sono le cellule capaci di ripararla. Di rigenerare il tessuto. Come in pratica accade, avviene questo? Allora, se parliamo di gel piastrinico, il procedimento è piuttosto semplice. Si tratta di un prelievo di sangue venoso, come quello che si va a fare in laboratorio al mattino per i famosi esami del sangue. Noi facciamo un prelievo di sangue in base al numero di piastrine, perché il paziente arriva da noi con un emocromo. In base al numero di piastrine decidiamo quante provette prelevare. Queste provette vengono inserite in una centrifuga che viene fatta lavorare per circa 10 minuti e si separano i globuli rossi dal plasma. Volgarmente il plasma è la parte gialla del sangue, quindi è la parte ricca di piastrine. Con un altro procedimento di centrifuga dal plasma si estraggono le piastrine, quindi si fanno 2 passaggi. Il concentrato piastrinico che otteniamo viene attivato con il calciogluconato per renderlo ancora più gelatinoso e poi si infiltra con una semplice puntura, diciamo così, in maniera molto semplice, nell'articolazione interessata. Il dottor Alexandre tratta tutta la colonna vertebrale, io mi occupo dell'infiltrazione a livello dell'anca, del ginocchio, piuttosto che la spalla. E di solito il ciclo nell'arco di un anno è dalle 3 alle 5 sedute, perché si fanno 3 sedute ravvicinate, quindi nell'arco di 15-20 giorni si fanno 3 sedute, e tra la seconda e la terza seduta di solito si comincia ad avere il beneficio sulla parte infiammatoria. La interrompo, poi riprendiamo Sì. da qui. Abbiamo una telefonata in studio. Pronto, buongiorno, chi c'è in linea con noi? Sono Giusy. Buongiorno Giusy, buongiorno, prego. Mi sente? La sentiamo benissimo, prego Giusy. Non si sente. Noi la sentiamo, lei ci sente Giusy? È caduta la linea. No, torniamo allora nel tentativo di recuperare la telefonata a spiegare ancora meglio quali sono i vantaggi per i pazienti, no, allora, che si sottopongono a questa dipende procedura. sempre dalla tipologia del paziente. Nel paziente giovane di solito la condropatia è di grado lieve, nel paziente anziano di solito la situazione di compromissione della cartilagine è un pochino più avanzata, o nelle tendinopatie, quindi nelle lesioni tendine degenerative di vecchia data. Fare l'infiltrazione col gel piastrinico stimola il tessuto malandato, degenerato a rigenerare e ha un grosso effetto anche sull'aspetto infiammatorio, perché il gel piastrinico stimola il rilascio di alcune cellule che sono presenti nel nostro corpo, che sono le citochine, che sono degli antinfiammatori endogeni, e quindi si va a stimolare sulla sede trattata una sorta di riparazione cellulare e una riduzione dello stimolo doloroso. Nel paziente giovane con un sovraccarico funzionale, si pensa per dire all'epicondilite nel gomito del tennista, che non è solo il tennista ma è anche il nostro idraulico, il nostro elettricista che usa giornalmente il cacciavite, andare a fare delle infiltrazioni su un'epicondilite, quindi su un'infiammazione tendinea di vecchia data, già dopo la seconda o terza seduta si ha un miglioramento sull'aspetto antalgico, quindi il dolore si riduce anche di molto, e nell'arco dell'anno, quindi quando rivediamo il paziente a 6 mesi, a 12 mesi, si riduce anche l'infiammazione cronicizzata. Per il paziente un po' più maturo, diciamo così, che inizia ad avere magari qualche problema all'anca e così via, che risultati si possono ottenere? Adesso noi abbiamo introdotto questo nuovo trattamento con le infiltrazioni di cellule staminali mesenchimali ottenute dal grasso addominale, che ha un'efficacia maggiore nel paziente anziano, per dire nel paziente che potrebbe essere candidato a una protesi di ginocchio, dove un'artrosi è abbastanza evoluta. Il trattamento con il lipocell, con le cellule mesenchimali ottenute dal grasso addominale, è in una singola seduta e può rimandare anche di un anno e mezzo l'intervento protesico. Ha un grosso effetto terapeutico sul dolore. La protesi a volte si
si fanno ancora le protesi di anca e di ginocchio, ma si va a trattare la limitazione meccanica, funzionale. Le infiltrazioni con le cellule mesenchimali hanno una grossa efficacia sul dolore. Il piccolo vantaggio rispetto al gel piastrinico è che vengono eseguiti in una singola seduta. Lo svantaggio è che è una procedura chirurgica vera e propria, perché se parliamo di infiltrazioni di gel piastrinico facciamo il prelievo di sangue e infiltriamo. Se si tratta di infiltrazione di grasso microframmentato, c'è una piccola procedura di liposuzione, si ottiene dall'addome, è una infiltrazione sotto controllo scopico e viene fatta in sala operatoria, quindi dura circa 25-30 minuti. Quindi il paziente può essere sedato, c'è un'anestesia loco-regionale sull'addome, quindi è una procedura un pochino più complessa dal punto di vista organizzativo. Si utilizza anche quando c'è una patologia con un alto grado di compromissione? Sì, insomma... Gli ultimi studi che vengono condotti da alcuni colleghi che lavorano tipo a Bologna e a Salerno hanno fatto diversi studi sulle patologie del ginocchio, anche di tipo degenerativo, pazienti candidati a un intervento di protesi. Il grosso dell'efficacia è sulla scala del dolore. Hanno visto con dei controlli seriati a 6-12 mesi che il dolore si riduce anche del 50, 60, 70%, mentre in alcuni ambiti, tipo di patologie da sovraccarico funzionale nel paziente giovane attivo, con degli studi sulle risonanze magnetiche seriati hanno visto la riduzione dell'edema, quindi dell'infiammazione nella zona della cartilagine interessata dal problema. Quindi sicuramente il primo aspetto che si viene a considerare è l'aspetto del dolore, che di solito è quello che limita le attività quotidiane, certo, peggiora la qualità della vita. Poi comunque i controlli vengono fatti anche sul recupero della funzione. Giustamente nel paziente anziano con una patologia di tipo degenerativa, di vecchia data, dobbiamo entrare nell'ottica che non è risolutivo al 100%. Potrebbe rimandare un intervento chirurgico un pochino più invasivo di un anno e mezzo, ma non è la panacea di tutti i mali. Io con molti pazienti tendo a spiegare che se c'è l'indicazione alla protesi di ginocchio o alla protesi d'anca non è detto che non venga più fatta. Sicuramente può essere rinviata e quindi avere un beneficio per la vita di tutti i giorni. Certo, insomma, per un breve periodo, sì, quantomeno sì, inizialmente. È una tecnica recente questa che viene utilizzata, dottore? È una tecnica che si è sviluppata diciamo all'estero da tantissimi anni. Questa tecnica negli Stati Uniti, in particolare la tecnica del gel piastrinico, queste iniezioni ricavando i principi attivi dal sangue, esiste da almeno 30 anni. In Europa è stata introdotta molto più tardi. Noi abbiamo iniziato questa attività come Istituto EUNI, abbiamo cominciato circa 15-16 anni fa a fare queste cose. Abbiamo avuto un forte impulso dal dottor Caloprisco, che era il primario del trasfusionale di Belluno, che è un'autorità nazionale sullo studio di questa disciplina, diciamo, perché ormai è una vera e propria disciplina, e ha condotto studi anche proprio su incarico della Regione Veneto e per il Ministero della Sanità per codificare i punti di possibile sviluppo. Consideriamo che partiamo letteralmente da uno zero del passato per applicare queste cose a livello proprio di studio, certo, all'inizio degli anni 2000. Ecco. E quindi noi abbiamo avuto da subito, per fortuna con il suo aiuto e con l'ASL di Treviso, la possibilità di attivare questo campo di applicazioni. All'inizio la legislazione italiana ci autorizzava a immagazzinare il prodotto, quindi si faceva un singolo prelievo di sangue e poi si conservava nei nostri frigoriferi a meno 80 gradi e si poteva rinfondere distribuendo nel tempo. Invece la legislazione è cambiata da alcuni anni, per cui mi pare da circa 7 anni abbiamo la obbligatorietà di fare ogni volta il trattamento da zero, quindi come diceva il dottore, da zero, dal prelievo, l'elaborazione negli apparecchi,
l'arricchimento con il fibrinogeno e con il gluconato, in modo da poter poi iniettare in sede Quindi specifica. insomma non è più possibile la occasionalità di somministrazione avendo immagazzinato, ma si fa tutto di volta in volta conservazione, completo. certo, del Sì. materiale. Abbiamo forse una telefonata in studio. Pronto, buongiorno, chi c'è in linea con noi? Sono Giusy da Treviso. Eccoci Buongiorno. Giusy, ci sente adesso? Adesso sì. Perfetto, Prima chieda era- pure. Prego. Allora, chiedo ai medici, quando noi diversamente giovani mi dicono che si cade facilmente e ti rompi, ti fratturi un femore, vuol dire che il femore è già offeso da artrosi? Perché mi dicono che noi andiamo ma per terra perché si è rotto il femore, perché c'ha gli artrosi o no? Volevo sapere questo qua. Grazie. Grazie Giusy. Chi vuole dei due È spiegare? un po' Prego, diverso. dottore. Allora, c'è una piccola differenza. Allora, l'artrosi è la malattia dell'articolazione, in questo caso dell'anca, quindi vuol dire che la cartilagine si è consumata, è un processo degenerativo che però non porta alla frattura. Quando si parla di frattura di femore, di solito la patologia di base è l'osteoporosi, quindi si parla di fragilità ossea. Molto spesso il femore si frattura perché l'osso è fragile. Nelle donne è più frequente perché è correlato al metabolismo ormonale, quindi è correlato alla menopausa precoce. La fragilità ossea di solito viene trattata anche dai colleghi endocrinologi, dagli internisti, con delle terapie farmacologiche suppletive per evitare di andare a conoscere l'ortopedico, perché quando si interviene nella frattura di femore vuol dire che la patologia ha già dato un esito, e in quel caso lì quindi si tratta la frattura con l'osteosintesi, mentre l'artrosi dell'anca si tratta con la protesi o con le infiltrazioni di gel piastrinico, di cellule mesenchimali, per prevenire una malattia che è degenerativa ma è della cartilagine, mentre la frattura è una malattia degenerativa dell'osso, quindi si parla di fragilità ossea. Spero di aver chiarito l'arcano. Sì. Voleva aggiungere qualcosa, dottore? No, appunto, come succede in patologia osteoarticolare periferica, anche in patologia di colonna vertebrale delle singole vertebre, il problema appunto dell'osteoporosi è un problema molto importante perché rende fragile. Osteoporosi vuol dire praticamente che viene meno la quantità di calcio presente nella struttura ossea. Quindi e sappiamo che le donne forse sono un po' più soggette. È tipico purtroppo perché i cambiamenti ormonali facilitano molto l'attività osteoclastica, cioè delle cellule che demoliscono letteralmente. Allora la perdita di concentrazione di calcio comporta che l'osso diventa più fragile. Nel caso specifico delle vertebre sono costruite, diciamo, come delle scatole, come tutte le nostre ossa, hanno una parete, una capsula esterna bella solida di osseo cosiddetto eburneo, mentre l'interno è una trabecolatura spongiosa di una struttura molto delicata col sangue che circola all'interno, e quindi una struttura che se si decalcifica può facilmente rompersi. In questo caso appunto il trattamento cambierà, appunto come nel caso di un femore. Anche nel nostro caso, se abbiamo già raggiunto il livello di una frattura vertebrale, il tema è diverso che non nelle situazioni previe in cui si assiste all'impoverirsi progressivo. In quel caso esistono terapie mediche, terapie di rinforzo, anche terapie al giorno d'oggi diciamo bioelettriche di favorire il ritorno del deposito del calcio nell'osso in modo da ripotenziare. E quindi si riesce a aiutare, perché chiaramente il trattamento farmacologico sia con il calcio sia con alendronati, altre sostanze che aiutano il rinforzo, è un trattamento a lungo termine, non è un trattamento che aggiusta la situazione a mesi, quindi avremo da pensare a quello, magari un trattamento bioelettrico che permette di sveltire il ritorno del calcio, e ovviamente parallelamente un trattamento del dolore per permettere alla persona di
riprendere l'attività muscolare, di movimento, eccetera. Certo. Vi leggo una domanda che ci è arrivata attraverso la nostra pagina Facebook, proprio perché il tema del dolore cervicale che abbiamo affrontato spesso e volentieri in questa trasmissione è ricorrente. Ci scrive una persona che dice di avere l'artrosi cervicale e sempre più durante il giorno ha dei sintomi come la nausea e le sembra a volte di non vederci e non sentirci bene. Chiede se insomma, gli sappiamo dire se sono dei sintomi che possono essere oppure no collegati a appunto l'artrosi cervicale. L'artrosi cervicale, e in questo caso purtroppo è una patologia che è moltissimo aumentata in questi ultimi 2 anni per via della vita condizionata che tutti abbiamo subito, meno movimento, posture condizionate al cellulare, al computer, statica, per cui queste patologie sono molto aumentate. In questi casi specifici della cervicale abbiamo visto che molto aiuta per esempio il trattamento col gel piastrinico apportato direttamente nelle articolazioni. Molte volte il dolore del tratto cervicale è un dolore dato dall'attrito meccanico delle superfici di appoggio di una vertebra sull'altra, si chiamano faccette articolari, i piani appunto di ingranaggio. Davanti c'è il disco che fa da ammortizzatore, poi c'è il canale midollare, le strutture nervose, dietro ci sono le faccette articolari cosiddette, cioè questi piani di ingranaggio. Molte volte il dolore parte dall'irritazione dei piccolissimi nervi lì all'interno e si è visto che appunto oltre alle classiche terapie che si fanno per la patologia della colonna cervicale in generale, applicare anche il gel piastrinico nelle faccette articolari vuol dire a suo modo ristrutturare un pochino quello che è l'intercapedine cartilaginea elastica tra le due ossa e quindi si riesce a gestire molto bene il dolore. Si sovrappongono anche i fattori che accennava il dottor Caloprisco, proprio biochimici di gestione dell'infiammazione e del dolore. Certo. Consigliamo quindi un approfondimento perché potrebbero essere dei sintomi che apparentemente sembrano scollegati, ma potrebbero essere collegati. Abbiamo un'altra telefonata in studio. Pronto? Buongiorno, chi c'è in linea con noi? Io sono Anna. Buongiorno Anna, buongiorno. Ci dica pure. Pronto, buonasera. Dunque, io telefono per dei problemi di artrosi alla caviglia e volevo chiedere ai dottori se le tecniche che sono state illustrate finora hanno delle esperienze che riguardano la caviglia e gli esiti di queste esperienze. Grazie Anna, ottima domanda. Chi vuol rispondere? Prego dottore. Sì, allora i campi di applicazione del gel piastrinico sono poliarticolari, quindi se partiamo dalla spalla, al gomito, noi abbiamo avuto esperienze anche sulle piccole articolazioni delle mani, nell'artrosi del pollice, allo stesso modo trova indicazione anche nell'artrosi di caviglia. L'esame di primo livello che ci dà un'informazione è una radiografia standard della caviglia per sapere lo stato di usura delle cartilagini e anche nella caviglia si può pensare di eseguire un ciclo di infiltrazioni col gel piastrinico, preferibilmente il gel piastrinico per una questione di quantità, perché le infiltrazioni di cellule mesenchimali vengono riservate alle articolazioni un pochino più voluminose, quindi anca, ginocchio, spalla. Nelle piccole articolazioni il quantitativo di infiltrazione, quindi di materiale che viene infiltrato, è preferibile farlo con il gel piastrinico piuttosto che con il lipocel. Anche in letteratura gli studi scientifici ci danno maggiori informazioni per le piccole articolazioni sull'utilizzo del gel piastrinico rispetto alle cellule mesenchimali. Avete potuto osservare miglioramenti insomma sostanziali? Di solito la caviglia è un'articolazione un po' avara di soddisfazioni nell'immediato, però di solito bisogna avere pazienza. Bisogna avere un pochino di pazienza perché supporta il carico dell'arto inferiore, quindi il processo di guarigione è un pochino più lento. Ecco, forse abbiamo un'altra telefonata in studio. Pronto, buongiorno, chi c'è in linea con noi? Sì, buongiorno, Elio Tomasella. Buongiorno, ci dica pure. Allora, volevo prima di tutto salutare e ringraziare gli ospiti che ha in studio, perché io sono un ex malato di ernia del disco e da anni il professor Alessandro spero si ricordi di me, ma sicuramente sì. E
Molto bene. Ma la mia telefonata non è tanto per chiedere delle cose, ma per fare un appello alle persone. Io per anni ho tenuto duro con i dolori, non mi sono messo nelle mani delle persone giuste, ho ascoltato i consigli della nonna e per paura di affrontare un intervento invasivo ho assorbito antidolorifici per anni. Adesso ne sto pagando veramente le conseguenze col mio intestino e il mio stomaco. L'appello che dico alle persone che hanno dei dolori è: metteteli nelle mani giuste che vi danno i consigli e ascoltate i consigli giusti. Io nel 2014 il professor Alessandra mi ha risolto il problema e da allora non ho più preso nessun antidolorifico. Quindi il mio è un ringraziamento di tutto cuore alle persone che avete in studio. Grazie. Grazie infinite. Grazie a lei per infinite. la sua telefonata, no? Però effettivamente è una riflessione corretta, no? A volte per paura di non trovare la soluzione giusta io ci si priva, approfitterei no? a cogliere l'occasione a dire appunto purtroppo si tende con tantissima facilità a diciamo trattare il mal di schiena dicendo beh sì, banalmente cosa vuoi che sia, fai un po' di ginnastica, e la persona si mette a fare ginnastica diciamo così anche in maniera da autodidatta senza andare in cerca di capire l'origine. Allora non voglio dire che tutti debbano fare degli esami subito, esistono delle precise linee guida in base alle quali lo stesso medico di base sarà perfettamente in grado di dire quando è il momento di studiare la situazione. Però se si arriva a quel punto vale la pena assolutamente di puntare ad una diagnostica prima di fare azioni più o meno terapeutiche su qualunque piano esse si svolgano, perché ce ne sono un'infinità di possibili opzioni di attivazione per cercare di sopprimere il dolore. Non dobbiamo considerare il semplice fatto dolore, impaccio motorio di per sé, ma se persiste, se diventa una questione limitante la qualità della vita della persona, arrivare ad avere una diagnosi eziologica che ti dica il problema va da qui fin qui ti permette di fare delle scelte terapeutiche giuste. Certo, no, perché dicevamo appunto sono disturbi, patologie che comunque vanno davvero a inficiare la qualità della vita delle persone. Sì, diciamo che il dolore è quello che limita le attività quotidiane. Il paziente col mal di schiena, perché alla fine molto spesso non va a lavorare, la lombalgia è uno dei principali motivi di astensione dal lavoro in Italia, quindi così come tutte le patologie infiammatorie osteoarticolari vanno a limitare la vita di tutti i giorni, che può essere anche, non solo quella lavorativa, quindi già riuscire a ridurre il dolore e ridare uno stimolo al paziente è già un successo terapeutico sicuramente. Da qui l'importanza, no, di avere una diagnosi puntuale, corretta, tempestiva, dalla quale si possa partire. L'iter terapeutico è strettamente vincolato a un iter diagnostico, quindi prima di arrivare da noi al centro EUNI il paziente deve fare almeno una radiografia, poi viene valutato dallo specialista che valuta se è il caso di proporre una risonanza magnetica e in base a quello si stabilisce l'iter terapeutico più appropriato. Certo, sono molte, le faccio questa domanda dottore, le persone che arrivano all'istituto EUNI magari da molto tempo in cerca di una cura, una diagnosi e poi effettivamente trovano la soluzione proprio perché si arriva a una diagnosi puntuale, no? Dalla quale partire. Certamente è una storia comune il fatto di aver viaggiato attraverso tanti tentativi, tante cose. Ovviamente i livelli di necessità di assistenza sono appunto, diciamo, graduabili rispetto a come sta la persona. C'è chi ha il semplice mal di schiena perché è rimasto troppo fermo, perché non ha fatto attività sportiva e quindi la risoluzione si ritroverà con un trattamento fisioterapeutico lineare, facile e di buona risultanza subito. Tante persone hanno
problemi molteplici che si accavallano, perché spesso è anche una patologia multiorgano. Non si deve trascurare il fatto che possono essere in campo fattori di patologia addominale, di patologia vascolare, di patologia più strettamente ortopedica che si riflette sulla colonna vertebrale in via indiretta. Quindi tante volte arrivare a comporre una diagnosi è un po' più difficile. Tante persone purtroppo, prese dall'attività quotidiana lavorativa, pensieri, impegni eccetera, sottovalutano o lasciano andare avanti un problema prima di dire lo correggo, e ovviamente più si cronicizza una situazione, soprattutto queste situazioni degenerative che al giorno d'oggi sono facilitate sia dallo stile di vita cui siamo, diciamo, letteralmente sottoposti, sia dall'aumentare dell'aspettativa di vita delle persone, finiscono magari per sottovalutare, quindi il problema cronicizzato diventa un problema poi un po' più difficile da recuperare. Vi faccio anche questa domanda: le tecniche di cui abbiamo parlato quest'oggi, quanto si riescono a personalizzare nel paziente che si va a trattare? Si riesce molto a personalizzarle, per fortuna, proprio in virtù di una diagnostica che, come diagnostica per immagini, al giorno d'oggi è di una raffinatezza assoluta a livello internazionale, e possiamo dire che il nostro Veneto ha la fortuna di avere, posso dire, dappertutto apparecchiature di diagnostica sofisticata di alto livello, mentre in altre regioni purtroppo ho avuto occasione di vedere apparecchiature un po' discutibili e quindi con risultati anche difficili da interpretare. Il nostro Veneto può vantare un livello di prestazioni diagnostiche già molto qualificanti, e quindi andare da lì ad applicare sulle persone diventa molto ben personalizzabile, perché noi magari aggiungiamo degli esami diagnostici di dinamica, di posturologia, di quantificazione dei difetti muscolari, delle connessioni neuromuscolari che vengono appunto portate sulla persona. Come sempre la diagnosi, l'impostazione per decidere cosa fare è la composizione di un puzzle di tanti elementi, dove l'immagine, la visita della persona, che è l'elemento primario mai da trascurare, e l'insieme di tutti gli esami diagnostici di immagini, di elettrofisiologia, di dinamica di movimento comporrà un quadro che è assolutamente strettamente personale. E per fortuna le tecniche mini-invasive sono una panoramica abbastanza ampia, dove possiamo lavorare sul nervo, sulla circolazione di sangue nei nervi, sulle aderenze o sulle cicatrici che si siano sviluppate all'interno della colonna vertebrale, sugli aspetti appunto osteoarticolari specifici, e quindi personalizzabile al 100%. Certo, semplicemente insomma la primaria raccolta dei dati che viene fatta sì, è già questa di per sé fondamentale. Ribadisco, la visita della persona. Sì. Dottore, è possibile fare prevenzione sulle patologie che abbiamo parlato quest'oggi, in qualche modo? Sì, si può fare prevenzione. Basterebbe anche fare una radiografia dell'arto interessato dal dolore periodicamente, una volta all'anno. Alle prime avvisaglie di sintomi di un dolore all'anca basta fare un esame del sangue, una radiografia, e già là possiamo avere un'informazione. Esistono in commercio tutta una serie di osteointegratori che vengono utilizzati per rallentare il processo degenerativo della cartilagine. Diciamo anche che purtroppo la patologia degenerativa della cartilagine è un processo lento ma inesorabile. La cartilagine non si riforma, tra virgolette, una volta che è iniziato il deterioramento lentamente peggiora. Sulle patologie tendinee, tipo immagino delle infiammazioni dei tendini della cuffia rotatoria nella spalla, anche lì il processo degenerativo è lento. Purtroppo non si riesce ad oggi riuscire a fermarlo, però si riesce a rallentare il processo degenerativo sfruttando sia terapie farmacologiche per bocca o la nuova frontiera della medicina rigenerativa, che va a stimolare un tessuto malacico, malandato, per rallentare un processo che potrebbe diventare cronico, ma riducendo il dolore, che è quello che limita le attività giornaliere. Certo.
Concludendo, dottor Alexandre, e rimanendo sul tema della prevenzione, abbiamo spesso parlato del ruolo dell'alimentazione, ma soprattutto anche quello dell'attività fisica, eliminando lo stereotipo che la terza età sia sinonimo di riposo, no? Anzi, come è stato appunto rappresentato molto bene anche in recenti conferenze da specialisti dell'ospedale di Treviso, che è un ospedale di riferimento, e come abbiamo anche noi potuto studiare ampiamente sui nostri pazienti, anche con studi in collaborazione a livello di università straniere e punti di riferimento internazionali, è estremamente importante mantenere l'attività motoria, l'attività fisica e, se vogliamo, vedere anche il cervello come un muscolo. Anche il cervello come un muscolo si mantiene se viene allenato. Allora, da una parte, mens sana in corpore sano, cioè se attivo i muscoli mantengo la circolazione di sangue stimolata, quindi attivo da una parte le funzionalità cardiache di circolo, il lavoro dei muscoli, che vuol dire indirettamente aiutare a combattere l'osteoporosi, perché un osso i cui muscoli di appoggio lavorano è un osso stimolato a richiamare calcio, a essere più solido e più forte. Esistono tutta una serie di meccanismi in questo genere. Studi recentissimi hanno dimostrato che l'attività muscolare produce degli ormoni che fanno funzionare meglio il cervello, proprio attiva la memoria e aiuta l'elasticità mentale. E tutte queste cose vanno quindi viste in senso olistico, proprio di una macchina di funzionamento che è fatta per essere in movimento. Se parliamo con un cardiologo, la prima cosa che dirà sarà: se vedi un ascensore evitalo, fatti le scale perché ti fa bene fare le scale. Allora, facciamo una piccolissima pausa di pubblicità e poi insomma ci ritroviamo qui tra un minuto di orologio proprio per tirare le conclusioni. A tra poco. Rieccoci nuovamente in studio, in diretta. Come dicevo, tiriamo le conclusioni insomma della puntata di oggi. Dottor Raimondo, insomma, tutte le tecniche che abbiamo raccontato quest'oggi hanno davvero una varietà di applicazione notevole, no? Sì, assolutamente. Noi possiamo applicare le infiltrazioni di gel piastrinico in ogni articolazione del nostro corpo. Io mi occupo di osteoarticolare, lasciando la colonna vertebrale al dottor Alexandre, e i risultati vengono valutati, quindi abbiamo un'ampia offerta di terapie infiltrative. Adesso è arrivato anche le cellule mesenchimali, che danno un ulteriore campo di applicazione. Quindi direi che l'ambito ortopedico è ben coperto. È la cosiddetta medicina rigenerativa, no? Di cui abbiamo anche parlato questo fa parte, in una delle nostre puntate. Sì, questo fa parte della medicina rigenerativa, dove per medicina rigenerativa si intende una serie di prestazioni mediche che hanno lo scopo appunto di riparare e tenere in buona efficienza vari comparti funzionali. La Società Italiana di Medicina Rigenerativa raccoglie appunto le esperienze, i punti di vista, la cultura di vari professionisti di varie specialità, e questa interdisciplinarietà è fondamentale per andare avanti. E quindi abbiamo le applicazioni da un lato con l'ozono, abbiamo le applicazioni col collagene, con l'acido ialuronico. Il collagene è un tema di enorme interesse perché è un settore che l'Italia per prima sta portando avanti anche a livello internazionale, con delle aziende che si sono super specializzate su questo, e c'è un'applicabilità diciamo più ampia, più sciolta, diciamo, che non l'acido ialuronico soltanto. E quindi anche qui spunti, oltre che funzionali, anche biochimici, di togliere l'infiammazione, rallentare i processi di ossidazione, che sono tutte cose che alla fine aiutano a ridurre o, per carità, rallentare il nostro inevitabile invecchiare di giorno in giorno. Certo. Bene, grazie davvero di averci raccontato insomma questi temi che spesso possono sembrare anche complicati e di difficile comprensione, perché naturalmente insomma ci sono tanti aspetti da considerare, ma insomma grazie della chiarezza al dottor Alberto Alexandre, direttore sanitario dell'Istituto EUNI, e al dottor Diego Raimondo, specialista in ortopedia. Grazie anche a voi di averci seguito da casa. Io vi do dunque appuntamento alla prossima puntata. Arrivederci.